Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. È stato ritrovato dopo 5 giorni di ricerche serrate il corpo del 14enne danese scomparso tra le acque di Eloro nel Siracusano. Era incastrato tra gli scogli. La tragedia mentre si trovava in vacanza in Sicilia con la famiglia della fidanzatina. Gabriele ucciso per una fetta di pizza. Proseguono le indagini sull'omicidio del 25enne agrigentino ucciso a Pavia. Emerge una lite per futili motivi e racconti contrastanti dai due gruppi di ragazzi che si sono contrapposti. L'egiziano fermato per l'omicidio dice di aver reagito all'aggressione. Domani una fiaccolata in sua memoria. Rapinati mentre portano l'incasso del supermercato in banca. Ad un anno dal terribile assalto armato di Catania sono stati arrestati 2 dei 4 rapinatori. Decisive le immagini delle telecamere della strada di via Passo Gravina. Vuole ucciderla e le incendia la casa. A Licata un 32enne è stato arrestato per il rogo nell'abitazione di un'anziana di 84 anni viva per miracolo. Secondo l'accusa avrebbe agito per vendetta. 2 locali, stessi sacrifici e un destino appeso ad un cantiere fantasma. A Catania la riqualificazione di Piazza Maiorana diventa un incubo per un ristorante e una pizzeria. Cresce l'indignazione perché in quel cantiere non si vedono operai da mesi. Palermo verso le dimissioni dell'assessore regionale Amata, rinviata a giudizio per corruzione. Deciderà il vertice di Fratelli d'Italia. Per l'assunzione del nipote avrebbe concesso un finanziamento alla fondazione rappresentata da Marcella Cannariato, condannata ieri a 2 anni e 6 mesi. Calcio da domani, il Catania inizierà la preparazione dell'ultima gara della stagione regolare. Obiettivo: conservare il secondo posto in classifica. Contro l'Atalanta Under 23 servirà un punto. Bentrovati. Dunque è stato ritrovato poco prima delle 16 il corpo del 14enne danese disperso in mare da venerdì scorso. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco lo hanno trovato vicino alla spiaggia ad una profondità di 15 metri. Non ci sarebbero ferite sul corpo, ci racconta tutto Francesco Loi. Lo stesso mare in cui si era tuffato 5 giorni dopo lo ha restituito. Il corpo è stato trovato poco prima delle 16 in quella direzione, verso nord, quindi verso Avola, ma in realtà a pochi metri da qui, il punto in cui da venerdì scorso il giovane Jack era scomparso in mare. Dopo il bagno con la fidanzatina, il nulla. 14 anni, danese. Di lui si era persa ogni traccia. Era arrivato in questo hotel noto a 2 passi dalla spiaggia di Eloro una settimana fa. Sono stati giorni di superlavoro per Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Protezione Civile. Hanno setacciato ogni centimetro, anche con elicotteri e droni in volo, ma niente. Poi i sommozzatori lo hanno trovato qui, sul fondo, a 15 metri. Sul corpo di Jack nessuna ferita. Immenso il dolore dei genitori non ancora arrivati e della famiglia della ragazzina che con la figlia è chiusa in camera. Stiamo mettendo tutti l'aiuto per lei, grazie a Dio che oggi il corpo sono trovati. Grazie a tutti. Un dolore difficile se non impossibile da raccontare che ha scosso tutti. Una tragedia nella tragedia. Naturalmente oggi è il momento del silenzio e della vicinanza alla famiglia da parte di tutta la nostra comunità. Ma non è la prima volta che in questa zona accade un fatto del genere. Già in passato altri hanno perso la vita così. Ha reagito ad una aggressione. Gabriele è stato ucciso per una fetta di pizza. Adesso l'egiziano fermato con l'accusa di omicidio, dell'omicidio del giovane agrigentino che viveva a Pavia, è stato fermato per l'omicidio e dice di aver reagito ad una aggressione. Cambia così la ricostruzione dei fatti secondo i legali del sedicenne. Sentiamo tutto nel servizio Ferlito. Non ha agito per primo, ha reagito. E questa è la linea difensiva dei legali del sedicenne accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne di Favara ucciso con una coltellata al collo al termine di una lite tra giovani. Secondo gli avvocati, il ragazzo avrebbe collaborato con la polizia fin da subito, rispondendo alle domande e spiegando di aver sferato il colpo dopo essere stato aggredito insieme ad altri 4 amici da 3 coetanei.
Nel quadro generale dei legali il passato difficile dell'accusato, vittima a sua volta di violenza e aggressioni da giovanissimo. Una versione che ribalterebbe la dinamica finora emersa e che sposta l'attenzione su quanto accaduto nei momenti precedenti all'omicidio. La colluttazione, sempre secondo la difesa, sarebbe nata da un rifiuto, quello di condividere una fetta di pizza appena acquistata. Questo è il dettaglio banale che avrebbe innescato la tragedia. L'arma non è stata ancora trovata, ma si tratterebbe con ogni probabilità di un coltello. E mentre si cerca di chiarire la dinamica del delitto, i legali sollevano anche un altro interrogativo cruciale: i soccorsi. Quando Vaccaro è arrivato al Policlinico San Matteo, l'emorragia era già in atto, nonostante l'intervento chirurgico d'urgenza. Il 25enne è deceduto poco dopo. Perché non è stato chiamato subito il 118? Si chiedono i difensori. Un punto che potrebbe pesare nella ricostruzione complessiva dei fatti e su cui sarà determinante l'esito dell'autopsia ancora da fissare. Giovedì l'interrogatorio di garanzia, il primo momento chiave per chiarire dinamiche e responsabilità. Una donna di 46 anni è morta in ospedale la scorsa notte dopo essere stata investita da un tir in via dell'Arsenale a Palermo ieri mattina. Pare che inizialmente l'autista del tir non si sia accorto di aver investito la donna, che sarebbe stata trascinata per alcuni metri. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia Municipale. Andiamo a Catania perché sono stati arrestati 2 dei 4 rapinatori che un anno fa avevano rapinato i dipendenti di un supermercato che stavano trasportando l'incasso del supermercato in banca. Decisive le immagini della videosorveglianza, come vediamo nel servizio di Simona Mazzone. Immortalati dalle telecamere della videosorveglianza, sono stati incastrati così i 2 rapinatori, un 24enne e un 52enne, che dopo aver adocchiato i dipendenti di un supermercato hanno deciso di rubare tutto l'incasso. Li vedete in queste immagini mentre bloccano l'auto dei 2 in via Passo Gravina. 4 persone, una delle quali armata di pistola, hanno puntato i 2 dipendenti del supermercato in auto, diretti in banca per depositare gli incassi dell'esercizio commerciale, pari a circa 16.000 euro. Le indagini disposte dalla Procura di Catania ed eseguite dalla squadra mobile della polizia hanno permesso di risalire a 2 dei 4 rapinatori. Le immagini che vedete sono state estrapolate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali presenti nell'area in cui è stato commesso il reato. Entrambi i criminali sono stati arrestati. Il 52enne è stato portato in carcere a Piazza Lanza, mentre per il 24enne è scattata la notifica del provvedimento in carcere, essendo già detenuto per altra causa. Tentato omicidio e incendio doloso a Licata. Un 32enne arrestato per il rogo nell'abitazione di una donna di 84 anni salva per miracolo. Decisive le immagini di videosorveglianza. Secondo l'accusa avrebbe agito per vendetta. Davide Sardo. Tentato omicidio e incendio doloso aggravato. Notte di paura a Licata, dove un'anziana di 84 anni ha rischiato di morire tra le fiamme nella propria abitazione. I carabinieri hanno arrestato un 32enne del posto, destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Agrigento. I fatti risalgono alla notte del 12 aprile. L'incendio si è sviluppato rapidamente, avvolgendo il piano terra ed il primo piano dello stabile. Il rogo ha provocato il crollo parziale del controsoffitto e reso l'intero immobile inagibile. Solo una coincidenza fortuita ha permesso all'anziana di mettersi in salvo. Determinanti per le indagini le immagini dei sistemi di videosorveglianza e i riscontri raccolti dai militari, che hanno consentito di ricostruire la dinamica e risalire al presunto responsabile. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe agito con l'intento di uccidere la donna, spinto da motivi di vendetta personale. Un piano che, per puro caso, non si è trasformato in tragedia. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda. Il Tribunale Civile ha condannato l'ASP di Siracusa a risarcire una donna di 50 anni per danni permanenti causati da una garza chirurgica dimenticata nell'addome dopo un intervento di isterectomia nel 2020 all'ospedale Umberto I. Il corpo estraneo è stato scoperto solo 7 mesi dopo, a seguito di un TAC, quando la paziente aveva già iniziato ad accusare forti dolori e complicazioni che hanno richiesto poi ulteriori operazioni. Andiamo a Niscemi,
adesso perché sempre per tutte le questioni legate alla frana. C'è un nuovo rapporto della Protezione Civile, il fronte resta instabile, impossibile una messa in sicurezza totale. Si punta dunque sul monitoraggio e sulla riduzione del rischio. Gerritalia. A Niscemi la frana continua a muoversi e il rischio resta alto, è quanto emerge dal terzo report redatto per la Protezione Civile dal gruppo di esperti guidato dal professor Nicola Casagli. Il sistema franoso viene descritto in una condizione di instabilità evolutiva, con un pericolo che non può essere considerato superato. Gli studiosi indicano una strategia basata su monitoraggio continuo, interventi di mitigazione e, dove è necessario, anche la delocalizzazione di abitazioni e infrastrutture. Un punto è chiaro: non sarà possibile mettere in sicurezza l'intero versante. Le dimensioni della frana, la profondità dei movimenti e la natura dei terreni rendono impraticabile una stabilizzazione definitiva con opere strutturali. Il modello attuale resta preliminare, servono nuovi studi per comprendere meglio le cause e l'evoluzione del fenomeno, mentre prosegue il controllo dei movimenti e dei fattori di instabilità. La linea operativa è quella di una gestione graduale del rischio, controllo delle acque, aggiornamento costante delle mappe di pericolosità e limitazioni all'uso del suolo nelle aree più esposte. L'obiettivo è ridurre progressivamente l'impatto sul centro abitato, ma la frana al momento resta una minaccia aperta. Intanto è previsto per domani al Senato l'esame del cosiddetto decreto Niscemi, già approvato dalla Camera, che prevede interventi urgenti per il maltempo che a gennaio ha colpito la Sicilia. Andiamo a Palermo adesso perché le ambulanze bloccate dalle auto, il parcheggio selvaggio a Villa Sofia durante le partite casalinghe della squadra di calcio. Questa è la denuncia del sindacato dei medici CIMO. L'ospedale viene trasformato in un'area di sosta senza regole. Ci racconta tutto Marco Gullà. L'ospedale di Villa Sofia Palermo ostaggio dei parcheggiatori abusivi. La denuncia arriva dal CIMO, il sindacato dei medici. Le strade d'accesso si riempiono di auto in doppia e tripla fila, spesso proprio a ridosso del pronto soccorso, rendendo difficoltoso, se non impossibile, il passaggio dei mezzi di emergenza. Ma c'è di più, come dice il segretario del CIMO. In concomitanza con gli eventi sportivi che si svolgono allo stadio Renzo Barbera, l'ospedale diventa un parcheggio a cielo aperto con grandi difficoltà all'accesso dei mezzi di soccorso. Quindi non stiamo segnalando soltanto un fenomeno di malcostume e di degrado sociale, ma un disagio e un pericolo soprattutto per la tempestività assistenziale dei pazienti che provano ad accedere all'ospedale, soprattutto al pronto soccorso, e si trovano invece la strada sbarrata. L'episodio più emblematico si è verificato in occasione della partita Palermo-Cesena di sabato scorso, con un'ambulanza, come vediamo da queste immagini, impossibilitata a procedere. Assistito a un lentissimo defluire delle auto dall'ospedale, con un'ambulanza che per diversi minuti è rimasta bloccata, per fortuna in uscita e non in ingresso, perché non riusciva a passare, trovandosi davanti un muro di automobili. Se fosse arrivata un'ambulanza con a bordo un paziente urgente, bisognoso di cure in emergenza, non sarebbe riuscita ad accedere al pronto soccorso. Catania, il dramma di 2 ristoratori ostaggio in un cantiere dove da tempo non si vedono gli operai. Per loro la riqualificazione di Piazza Maiorana rischia di diventare la pietra tombale sulle rispettive attività, come ci racconta Tonino De Mana. Non si vede nessun operaio, ci hanno distrutto all'inizio 10 giorni di lavoro, dopodiché non si vede più nessuno. Un ristorante ed una pizzeria, uno accanto all'altro, stessi problemi, stessi sacrifici e stesso rischio, la chiusura. A Catania la riqualificazione di Piazza Angelo Maiorana potrebbe costare cara ad alcune attività commerciali finite dentro l'area di cantiere, dove però non si vedono operai. Dall'inizio dei lavori, ottobre 2025 ad oggi, poco o nulla è stato fatto, gettando nello sconforto gli operatori della ristorazione. Io sono aperta e non riesco più a sostenere le spese. Qua siamo in mezzo allo schifo, scusando il termine. Stiamo facendo sacrifici e questi sacrifici se ne stanno andando a go-go. Non riusciamo più a respirare, non riesco a mantenere il personale, non riusciamo più a mantenere noi stessi. Qua c'è il rischio di chiudere da un giorno all'altro. La pizzeria esiste da 23 anni, mai abbiamo toccato così il fondo, ho dovuto ridurre il personale, i ragazzi sono a casa e rischiamo veramente grosso. Lamentele per chi risiede in quest'area rimasta senza marciapiedi, al buio e quindi senza sicurezza.
Ho la mamma allettata e quindi non posso aprire neanche le finestre perché la polvere entra così micidiamente e le fa male a mia madre. Quando casco poi mi pagano, no? La ditta incaricata della riqualificazione di Piazza Majorana è la stessa che si occupa dei lavori in Piazza Pietro Lupo, dove è in corso l'abbattimento dell'ormai ex palestra. Da qui il momentaneo spostamento degli operai. Dulcis in fundo, in tema di operai, spiace vedere alcuni lavoratori sul tetto della struttura senza alcun tipo di protezione. È vero, mancano gli ispettori del lavoro, ma possibile che in un'area sorvegliata da carabinieri, polizia municipale e guardia di finanza, oltre 40 persone, nessuno vede niente? Dopo il rinvio a giudizio per corruzione, l'assessore Amata attende il verdetto di Fratelli d'Italia, il partito della Meloni, ma le dimissioni sono nell'aria. Lorena Dolci. La sua sorte era legata alla decisione del GIP. Adesso che il rinvio a giudizio per l'assessora Elvira Amata è arrivato, i nodi del rimpasto vengono al pettine. Il dubbio non è se l'esponente di Fratelli d'Italia si dimetterà, ma solo quando. Schifani non commenta, si attendono le mosse del partito della Meloni, che tra qualche giorno invierà in Sicilia la sorella Arianna e il suo plenipotenziario Donzelli, a cui è delegata la scelta politica. Il processo per corruzione per l'Amata, che ha scelto il rito ordinario, comincerà il 7 settembre. Condannata a 2 anni e 6 mesi con il rito abbreviato, l'imprenditrice Cannariato. Secondo la procura, tra le due c'era un patto per l'assunzione del nipote dell'assessora in cambio di un contributo ad una manifestazione patrocinata dalla Cannariato. I segnali che filtrano dai meloniani vanno nella direzione delle dimissioni. Questo farebbe scattare un impasto più ampio. In giunta resta ancora infatti il vicepresidente San Martino, rinviato a giudizio per corruzione, senza contare il presidente dell'Arse Gaetano Galvagno a processo per peculato. Ad un anno dal commissariamento in Sicilia, Fratelli d'Italia alla resa dei conti. La base chiede di applicare anche nell'isola le regole che alla fine hanno costretto a fare un passo indietro a Daniela Santanchè, Andrea Del Mastro e Giussi Bartolozzi. Le opposizioni alzano il tiro contro i guai giudiziari della maggioranza e chiedono a gran voce le dimissioni dell'Amata. Arriva dunque da fonti interne al partito, da fonti di partito, la conferma della riunione siciliana. Arianna Meloni e Giovanni Donzelli infatti riuniranno dirigenti parlamentari e militanti siciliani di Fratelli d'Italia lunedì prossimo a Enna. L'incontro, confermano fonti di partito, sarà a porte chiuse. Al centro del vertice le questioni politiche più calde, come sentivamo anche nel nostro servizio, tra cui le amministrative di fine maggio e i rapporti con gli alleati del centrodestra che sostiene il governo di Renato Schifani. Andiamo a Palermo adesso. Ieri 32 fermi grazie anche alla denuncia di commercianti taglieggiati. Il gruppo mafioso, gestito da vecchi boss appena usciti di galera, si dedicava non solo alle estorsioni, al traffico di droga, ma anche alle aste giudiziarie. Sentiamo i dettagli da Simona Mazzone. I 32 fermi a Palermo tra capi e affiliati hanno scoperchiato un vaso di Pandora dove la mafia di Brancaccio e Corso dei Mille aveva le mani ovunque, persino nei meccanismi della giustizia amministrativa. I boss che tornano in azione, nemmeno 10 anni di carcere li hanno scoraggiati per gestire gli affari e dedicarsi non solo al racket delle estorsioni e al traffico di droga, ma per infiltrarsi anche nel business delle aste giudiziarie. Perché nel settore edilizio è più facile riciclare denaro. Secondo le indagini, l'organizzazione riusciva a inquinare persino le aste giudiziarie, manipolando il mercato degli immobili pignorati e ricorrendo all'intimidazione per scoraggiare la partecipazione alle gare o per imporre prezzi a ribasso. Senza concorrenza in quelle aule manovravano a proprio vantaggio le aste con le case acquistate da prestanome. 49 gli immobili sequestrati per un valore di circa 7 milioni di euro. Tra i sequestri anche la sala bingo di via Messina Marine, dove a gennaio si era esibito il cantante neomelodico Anthony. Un'attività redditizia si era focalizzata anche sullo sfruttamento di eredità e testamenti. Venivano individuati defunti senza eredi e stilati testamenti falsi per impossessarsi di tutti i loro beni. Inoltre il gruppo riusciva tramite strategie contabili e documentazione falsa e grazie alla collaborazione di un dinamico ragioniere al servizio della mafia a perseguire schermature dei capitali e frodi bancarie per nascondere i patrimoni illeciti al fisco e d'improvviso soggetti nullatenenti diventavano clienti affidabili per il circuito bancario.
Rifiuti, Catania esce dalla crisi, l'impianto di Coda Volpe lavora a pieno regime e nell'8 centro si torna alla normalità. In poche ore raccolte 300 tonnellate di spazzatura. Tonino De Mana. 200 tonnellate di spazzatura raccolte ieri, addirittura 300 tonnellate rimosse dai marciapiedi e dalle strade dell'8 centro nelle ultime ore. Catania esce dall'emergenza rifiuti, iniziata lo scorso venerdì con la chiusura prima e gli ingressi contingentati poi dell'impianto TMB, trattamento meccanico e biologico, gestito da Sicula Trasporti. È incontrata a Coda Volpe, lo vedete, che gli autocompattatori attendono di entrare nel sito per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. In fila numerosi mezzi di Gema che da ieri fanno la spola per liberare la città dalla morsa dei rifiuti. Le criticità maggiori a Cibali e Picanello, letteralmente sommerse di immondizia, come abbiamo documentato nei TG ieri, che mostravano le montagne di spazzatura nelle vie Cavaliere e Duca degli Abruzzi, tanto per fare qualche esempio. Oggi la situazione è notevolmente cambiata. L'immondizia è stata raccolta, ma dopo qualche ora i primi sacchetti tornano impietosamente sui marciapiedi. La pulizia non credo che duri molto, anche perché le modalità di raccolta non sono state ancora recepite evidentemente da larga parte della popolazione, la quale se ne frega della raccolta differenziata, e quindi forse gli addetti fanno quello che possono, forse. Nella notte Picanello è stata ripulita da montagne di spazzatura. Quanto durerà questa pulizia? Secondo me poco. In tema di rifiuti, l'auspicato cambio di passo tarda ad arrivare. In questo senso bisognerà lavorare molto alla voce sensibilizzazione, perché altrimenti ogni sforzo risulterà vano. E a Catania saranno operativi sul territorio i primi 36 ispettori ambientali volontari comunali, figura prevista dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale l'11 giugno del 2024. Parliamo di arte adesso, andiamo a Catania dove è stata inaugurata la mostra Fare cose di Alfredo Pirri alla Fondazione Broadback. Orazio Longo. Nulla è come appare, succede in Fare cose, progetto di Alfredo Pirri per i grandi spazi della Fondazione Broadback di Catania, sito post-industriale nel cuore del centro storico della città, curato da Cesare Biagini Selvaggi e Gianluca Collica. Sculture, disegni, installazioni per Pirri non sono immagini stabili, ma processi in divenire. Un dialogo aperto con l'architettura che spesso nel mio lavoro è il tema centrale che affronto, dove per architettura non bisogna intendere solo gli spazi costruiti, ma appunto qualcosa che ha a che vedere nell'esperienza umana che riguarda il rapporto fra luce e volumi. Una mostra che riassume opere dal 1988 ad oggi. Una grande sfida alla percezione di tutti noi, del pubblico che interverrà, perché Pirri non riproduce nulla ma fa accadere le cose. E cosa accade in particolare? La materia diventa effimera, diventa luce. Con il progetto Archivio Forward Rewind, Pirri apre il suo personale patrimonio storico con un implicito invito a preservare la cultura come linfa vitale della società. Visite fino al 30 settembre, nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. Il presidente Ross Pelligra ha lasciato Catania, ma prima di farlo ha definito diverse situazioni legate a Torre del Grifo. Intanto la squadra, che oggi riposa, da domani prepara l'ultima partita della stagione regolare con l'obiettivo di conservare il secondo posto in classifica. Francesco Triolo. Da un lato l'attenzione che resta alta per l'ultimo turno di campionato, dall'altro la programmazione del futuro. Il Catania è impegnato su due campi. Domenica pomeriggio i rossazzurri giocheranno a Caravaggio contro l'Atalanta Under 23. Alla squadra di Toscano serve almeno un punto per garantirsi il secondo posto in classifica. Gli etnei oggi hanno riposato, riprenderanno domani e si lavorerà a ritmo serrato sino alla partenza per Bergamo, dove non ci saranno i tifosi rossazzurri, essendo stata vietata la trasferta. Intanto c'è la partita che si gioca fuori dal campo su Torre del Grifo. Infatti c'è stato un deciso cambio di passo dopo la visita di Pelligra in città. È stato definito l'accordo per acquistare un terreno attiguo al centro sportivo da riservare esclusivamente alla prima squadra. Contestualmente sono cominciati gli interventi per il ripristino dei 4 campi, 2 in erba naturale e altrettanti in erba sintetica, che nel futuro dovrebbero essere destinati al settore giovanile e alla formazione femminile, ma che a breve termine, ossia nella prossima estate, nelle intenzioni
europei della dirigenza dovrebbero consentire alla prima squadra di svolgere in sede parte della preparazione precampionato, in fase di valutazione la gestione della parte alberghiera della struttura, che potrebbe essere affidata ad un soggetto esterno, rimanere almeno in parte quanto necessario per la prima squadra in capo al club rossazzurro. Ancora una pausa, tra poco le ultime notizie. Amici di Telecom. Torniamo in studio, ancora una notizia prima di chiudere. A Catania un detenuto esce dall'isolamento per una telefonata e ferisce 6 poliziotti, uno di questo preso in pieno volto con il lancio di una padella. È successo nel carcere di Piazza Lanza nel pomeriggio nel reparto Nicito. L'aggressione agli agenti penitenziari avviene a poche settimane da un altro episodio simile. Questa dunque era l'ultima notizia per questa sera. TG Sicilia finisce qua. Io vi ringrazio per essere stati con noi, da parte mia dei tecnici della regia che hanno lavorato a questa edizione. Un buon proseguimento di serata, arrivederci.